Chirurgia plastica ed esenzione IVA, sesta parte, la nuova legge numero 191 del 2023. La recente legge 191 del 15 dicembre 2023 ha introdotto una novità in tema di regime dell'IVA per prestazioni di chirurgia estetica, attraverso un articolo 4-quater suddiviso in due commi. Nel presente articolo ci dedicheremo al secondo comma, il quale dispone che resta fermo il trattamento fiscale applicato ai fini dell'IVA alle prestazioni sanitarie di chirurgia estetica effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per l'analisi del primo comma vi rimandiamo al nostro precedente articolo, di cui vi lasciamo il link in descrizione. In buona sostanza, tale nuova disposizione contiene in effetti elementi innovativi rispetto al contesto di riferimento. Il secondo comma, invece, si limita a confermare che, per il passato, per così dire, resta tutto come prima, il che ovviamente costituirebbe una previsione tranquillizzante se in passato il contesto giuridico fosse stato pacifico e privo di aspetti problematici. Se non che, come abbiamo avuto modo di illustrare in dettaglio nei precedenti articoli di questa serie, anche in passato, a dispetto di un contesto giuridico di riferimento che dovrebbe ritenersi pacifico, non sono mancati episodi nei quali l'Agenzia delle Entrate abbia preteso di assoggettare a IVA prestazioni mediche che, a ben vedere, si sarebbero potute ritenere esenti. Infatti, come precisato in questo articolo, sia la giurisprudenza comunitaria e nazionale sia la stessa amministrazione finanziaria hanno stabilito che gli interventi e trattamenti estetici sono a tutti gli effetti prestazioni mediche e che se tali prestazioni sono rese da personale specializzato appartenente all'area medica hanno contenuto medico, dal che deriva la relativa esenzione IVA. Soltanto le prestazioni che hanno una finalità meramente estetica e quindi cosmetica rimangono escluse dall'esenzione IVA. Su tale punto si sono talvolta rivelati inappropriati i termini utilizzati dall'Agenzia delle Entrate nei processi verbali di accertamento notificati ai medici che abbiamo avuto modo di analizzare, nei quali le prestazioni mediche e paramediche di chirurgia estetica e o plastica sono state erroneamente definite come a contenuto meramente cosmetico, il che costituisce un'insanabile contraddizione. Un trattamento cosmetico, per definizione, non può mai costituire un trattamento medico-chirurgico. In altri casi, l'Agenzia delle Entrate ha addirittura escluso il carattere terapeutico di prestazioni inconfutabilmente mediche, in base alla mera circostanza che nel modulo denominato consenso informato l'intervento di chirurgia estetica fosse definito come non necessario. Tale conclusione è erronea per almeno due ordini di motivi. In primo luogo, come affermato in molteplici occasioni anche dalla Corte di Cassazione, la finalità della prestazione deve essere diretta alla diagnosi, cura e guarigione di malattie e patologie, nel senso che il carattere della necessarietà non costituisce affatto elemento qualificante dell'intervento medico, anche plastico-estetico. In secondo luogo, solo alcuni interventi sono da reputarsi necessari, ad esempio la chirurgia d'urgenza e salvavita, che oltretutto non presuppone un consenso del paziente e costituiscono solo una parte dei trattamenti curativi generali svolti quotidianamente in tutte le strutture ospedaliere e sanitarie. Costituisce fatto notorio che in qualsiasi ospedale vengano quotidianamente e da tempo immemore svolti a carico del Servizio Sanitario Nazionale molteplici interventi non necessari in quanto miranti alla cura e al ripristino dello stato di salute del paziente. Si pensi a un intervento di mastoplastica additiva eseguito a seguito di una mastectomia, intervento certamente non necessario ma altrettanto certamente curativo, ovvero a seguito di una malformazione congenita del seno oppure a uno svuotamento dovuto a seguito di una o più gravidanze. A breve pubblicheremo una serie di ulteriori contributi di approfondimento su questi temi. Iscrivetevi al nostro canale YouTube. Abbiamo un'intera sezione dedicata alla responsabilità medica. Per maggiori informazioni visitate il nostro sito e seguiteci sui social media.